ritrovate ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un'altra tragedia dei migranti in mare. Fra quelli soccorsi dalla Guardia Costiera a Lampedusa c'erano anche le salme di due gemellini di circa un mese. I piccoli sarebbero morti durante la traversata cominciata alle 4 di domenica verso l'Italia. A bordo del natante soccorso c'erano 60 ricercanti fortuna. I neonati, un maschietto e una femminuccia, sarebbero morti perché sottopeso. I bambini erano in cura in Tunisia. Mamma e papà speravano che in Italia sarebbero stati aiutati e salvati con apposite cure. I due neonati non sono riusciti però ad arrivare a Lampedusa. Il decesso è avvenuto alle 3 di ieri, praticamente 23 ore dopo la partenza. La Procura di Siracusa invece ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale nei confronti del conducente dell'auto che ieri pomeriggio avrebbe investito due ciclisti lentinesi. A perdere la vita è stato l'ingegnere docente di matematica Alfredo Floridia, i cui funerali si terranno domani alle ore 16 nella chiesa Cristo Re, la parrocchia dove la vittima è cresciuto. Il 57enne è morto in bici lungo la strada statale 114 Catania-Siracusa. A rimanere ferito anche l'altro uomo che viaggiava insieme a Floridia, al momento ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sarebbe caduto da un albero mentre raccoglieva olive, vittima un modicano di 62 anni. L'uomo sarebbe finito a terra mentre raccoglieva le olive in un fondo agricolo del Ragusano. Avrebbe riportato la frattura di alcune vertebre rimanendo paralizzato. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale Nino Baglieri di Modica e successivamente, a causa delle gravi ferite, trasferito al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania tramite l'eli soccorso. La regione siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per i danni provocati dal maltempo a settembre e ottobre in numerose zone dell'isola. Il provvedimento, firmato dal presidente Renato Schifani a seguito della relazione predisposta dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, avrà la durata di 6 mesi. È tutto per questa edizione, vi ricordo il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.